Iniziamo con il canto numero 46. Annunceremo il tuo regno, Signore, il tuo regno, Signore, il tuo regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità. Il tuo regno, Signore, il tuo regno d'amore e di grazia, regno che già nei nostri cuori. Il tuo regno, Signore, il tuo regno. Annunceremo il tuo regno, Signore, il tuo regno, Signore, il tuo regno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. In tutta la diocesi di Udine oggi viene celebrata la giornata del seminario. È un'occasione per pregare e sostenere i giovani in discernimento che si avviano verso il sacerdozio. Scarseggiano i pastori, serve pregare per gli educatori e per i candidati perché diventino uomini di Dio. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotenente, Signore, Figlio unigenito, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Siedi alla destra del Padre. Gloria, gloria.
Preghiamo. O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Re e Salvatore, e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale, fa che ascoltiamo la sua voce, per esso fermento del tuo regno di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei fermento del tuo regno di giustizia. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire come le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di splendore. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa, per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù:
Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Con la solennità di Cristo, Re dell'universo, si chiude l'anno liturgico e domenica prossima inizieremo un nuovo anno in cui avremo domenica dopo domenica la possibilità di approfondire i misteri della nostra fede, un nuovo cammino. E potremmo dire che quest'oggi, con questa festa, potremmo chiederci come è andato quest'anno, se siamo cresciuti nella fede, se qualcosa di più abbiamo compreso della nostra fede e tante altre domande che facciamo in genere quando dobbiamo concludere un percorso. Certo che la meta è verso l'incontro col Signore. E allora questa festa di Cristo Re ci viene presentata dalle letture, potremmo dire in un modo un po' particolare. Non è che ci descrive un re che viene in pompa magna, con eserciti, con tanti rumori. Ci viene presentata la scena di Gesù davanti a Pilato. Potremmo dire questa scena che preannuncia quello per cui il Signore è venuto tra noi. Egli è venuto per dare la sua vita e abbiamo ascoltato sia nella prima come nella seconda lettura questa venuta del Signore che viene a realizzare il suo regno fra noi, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E allora il Signore in questo dialogo con Pilato mette in evidenza la sua regalità. E noi guardando alla croce vediamo che dà la sua vita per noi. Allora il Signore è Re proprio perché così tanto ci ha amati, da dare la sua vita per noi. E noi ci invita ad essere, come abbiamo pregato, costruttori del suo regno, un regno di giustizia e di pace fra noi. E vediamo in questo dialogo, mentre nel capitolo 6, di San Giovanni, quando il Signore ha moltiplicato i pani e volevano farlo re, lui aveva invitato di non andare per quella strada. Qui invece, di fronte alla domanda di Pilato, sei tu il re dei giudei, Gesù non ha paura di rispondere: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? In questo dialogo tra Gesù e Pilato vediamo proprio l'incontro tra il potere, così come si dice, umano e il potere invece che Gesù è venuto a manifestarci. Pilato sembra quasi lavarsi le mani e dice: è la tua gente, i capi dei sacerdoti che ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? E il Signore risponde: il mio regno non è di questo mondo. Tante volte anche noi pensiamo che il regno di Dio sia di questo mondo e tante volte forse anche noi ci aspettiamo, come per gli apostoli, un posto particolare nel regno di Dio e vogliamo quasi metterci a contrattare col Signore: io sono fedele, io sono bravo, io faccio questo, faccio quello, quindi merito. Siamo fuori strada quando ragioniamo così, perché
Il Signore ci ha fatto già partecipi del suo regno, non per le nostre bravure, per i nostri meriti, ma per il suo amore. È venuto, come ha spiegato nell'ultima parte del Vangelo di oggi, tu lo dici, io sono re per questo, io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Quindi la regalità che oggi celebriamo è la regalità del servizio, di chi dà la vita per noi. E allora ascoltare la sua voce significa lasciarci condurre giorno per giorno a costruire il suo regno fra noi. Certo, prima di tutto ci vuole questo incontro col Signore, aprire il nostro cuore, accogliere la sua parola, tenerlo al centro della nostra vita e da lì far sgorgare tutto il resto. Vi racconto alcune risposte dei bambini. Una maestra ha chiesto a un gruppo di bambini di 7 anni che cosa è l'amore, come vedete l'amore in famiglia. Elena ha detto: l'amore è quando la mamma lascia al papà la parte più buona del pollo. Susanna ha detto: l'amore è quando il mio fratellino rompe i miei giochi e io sono molto arrabbiata, ma non strillo per non farlo piangere. Giovanni ha detto: l'amore è quando la mamma è come i pompieri, arriva subito appena la chiamo. Rebecca ha detto: l'amore è quando la nonna ha l'artrite e non può più mettersi lo smalto e il nonno glielo mette anche se ha l'artrite più di lui. Daniela ha detto: l'amore è quando la mamma fa il caffè per il papà e lo assaggia prima per essere sicura che sia buono. Antonello ha detto: l'amore è quando la nonna che è vecchia e il nonno che è vecchio sono ancora amici anche se si conoscono bene. Ecco, i bambini hanno uno sguardo tante volte più semplice ma non banale. Ecco, ci aiutano a cogliere anche per noi allora quante occasioni abbiamo per dare la nostra vita, per vivere da cristiani e testimoniare che facciamo parte di un regno che non è frutto delle nostre mani, ma è frutto del Signore che viene e vive in mezzo a noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel potere regale di Cristo trova compimento il destino della storia umana e del cosmo. A Lui, sacerdote eterno, presentiamo l'offerta della nostra preghiera. Chiediamo insieme: Signore Gesù, venga il tuo regno. Signore Gesù, venga il tuo regno. Pastore supremo, orienta il cammino della Chiesa universale all'autentica speranza della vita eterna, che plasma e trasforma da di dentro la storia. Preghiamo. Signore Gesù, venga il tuo regno. Sovrano dei re della terra, infondi nei governanti un vivo interesse alla formazione delle coscienze, perché l'impegno politico contribuisca alla crescita del tuo regno. Preghiamo. Signore Gesù, venga il tuo regno. Tu che ci ami e ci hai liberato dai nostri peccati con il tuo sangue, rivela la falsità del potere delle armi e manifesta al mondo la verità dell'amore che salva. Preghiamo. Signore Gesù, venga il tuo regno. Testimone fedele, accompagna i giovani del mondo nel cammino della vita. Sostienili con la forza di quella speranza che mai si stanca e sempre si rinnova. Preghiamo. Signore Gesù, venga il tuo regno. Tu, che nell'amore trafitto hai rivelato il volto della verità al cuore di ogni uomo e donna, insegnaci ad ascoltare la tua voce nel sacrario delle nostre anime. Preghiamo. Signore Gesù, venga il tuo regno. Figlio dell'uomo, costituito dal Padre e Re dell'universo, accogli la nostra preghiera e rendici con te eredi del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente che il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace, e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno messo con i tuoi eletti. Con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua vita. E donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Atto numero 461. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: gioite con me. Noi ora sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli, e vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, abbiamo pregato per i seminaristi, sono passati di qua la settimana scorsa, hanno fatto mezza giornata di ritiro e in fondo sulla bacheca ci sono anche delle cartoline che parlano del nostro seminario. Alle porte del santuario si troveranno più offerte. Le catechisti di Gemona offrono mele per finanziare le attività di catechismo con i bambini e i ragazzi. Gli araldi custodi doneranno a chi lo desidera una medaglia miracolosa corredata con un foglietto di spiegazione di questo dono, fatto dalla Vergine Maria a Santa Caterina da Bruret, novizia del convento delle figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, da quale avrebbe avuto delle apparizioni mariane nel 1830. In vista dell'Avvento, il santuario si prepara alla corona dell'Avvento. È una corona semplice che ci aiuta a ricordarci che il tempo passa veloce, che la vita è breve e che vale la pena sfruttarla e vivere bene. Ecco, il Signore sia con voi. Una benedizione particolare alla conclusione di questo anno liturgico. Dio sorgente e principio di ogni benedizione, fonda su di voi la sua grazia e vi doni vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te.
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano.